Buonasera a tutti ragazzi, stasera meno male non piove, fa un po' freddino ma nulla di esageratamente diciamo, quindi per me perlomeno è ancora normale, di certo rispetto al caldo che faceva adesso si sta bene, quindi fuori fa freschino diciamo così va, però nella casa finale la temperatura è ancora, diciamo, non calda, però non fa freddo perlomeno in casa, quindi si può stare tranquillamente. Quindi fuori invece, se state fermi, si sente che fa freddino, quindi anche se sto girando ancora a mezze maniche. Ciao avvocatella, buonasera. Quindi si sta abbastanza bene. In Friuli il tempo com'è? Freddo, caldo? Oh Giulio, buonasera. Quindi anche da te, come sta il tempo da voi ragazzi? Qui non piove, fa un po' freddino se stai giù, in casa si sta bene, però tutto sommato oggi hanno fatto ventoso, c'è vento, no, qua no, invece no, è tutto tranquillo, quindi oggi pomeriggio è stata una bella giornata, era un po' strana stamattina, un po', però poi si è diciamo addrizzata la giornata, quindi poi ho fatto pure il video del tramonto, si stava bene. Poi la sera giustamente si abbassa un po' la temperatura, però è anche normale, stiamo quasi ad ottobre, quindi è più che normale. Quindi cosa vedete? Io stasera salmone con carote. Oh, buon lavoro, fra. Non mangiare troppo, fra. Non ti scassare. Pure qua Giulio, qua è calmo, un po' fresco, non esageratamente, però si può stare. Oh, mi raccomando, non mangia troppo, eh. Fai come a quello, un gamberone a quello, un gamberone. Tutta a posto oggi, ha fatto la nuova ordinanza, stiamo a posto, stiamo. Mamma mia, solo questo ci mancava. Ok, ciao Franco, buon lavoro. Quindi ragazzi, oggi hanno dato le nuove disposizioni per quanto riguarda la regione Campania, quindi stiamo un pochino pasta e fagioli, ma oggi pomeriggio o stasera? Io stasera ho mangiato salmone che ho preso stamattina a Conad e carotine, sai quelle lì piccoline. Stasera più la torta, io sono andata da mamma, con la mamma ha fatto la torta di mele, ha detto ne vuoi un po'? E città loro fai a posto. Pollo alla cacciatore, buono Giulio. Mia mamma lo fa di proposito. Come sono entrata ha detto fatti il caffè e vuoi. Sì, sì, avevate quelle carote piccoline, sì, sì, le ho fatte bollite e poi la verità ci ho messo un po' di burro, quindi le ho insaporite un po', quindi le ho fatto soffriggere un po' col burro, burro vegetale però, eh. È un bel pezzo di salmone, la verità. Però ragazzi, la pasta, il pane è quello che mi manca. Al finale, non soltanto, non è che mi sia piaciuto molto, ti dico la verità. L'avevo fatto, però ho fatto la busta quella da mezzo chilo. L'ho fatto oggi pomeriggio e stasera. Quindi non è che mi siano tante piaciute, la verità. Sono dolci, non mi piacciono più di tanto, però per cambiare un po'. Grazie a che pesce avete mangiato. Ringrazia a me che oggi hai mangiato pesce. Se no oggi stava a dieta tu. Quindi devi ringraziarmi per aver mangiato pesce. Mamma mia.
Che tipo di pesce era che stava in offerta? Perché si è persa per la strada, pesava 1,5 kg all'origine, perché poi è dimezzata, come funziona sta cosa? Grazie. Io capisco che l'hai congelata, però non credo che perda di peso. Che fa? Uno congela una cosa di 1 chilo, diventa mezzo chilo. No, se no mi preoccupo, non congelo più nulla, io ho il pozzetto pieno, quindi mi preoccupo, fa che ho messo 10 kg e ne trovo 5. Grazie a me, grazie al video del pesce, che ho fatto il video e ti sei ricordato. Stamattina ci stava quel pesce spada che era bello, quindi ho detto, e mo lo faccio il video, vai, ho detto, mi piaceva proprio guardarlo. Ah, ma dicevi come cazzo è fatta? 1,5 kg è diventata... L'hai fatta tagliare tu? No, stavo pensando com'è, si è congelata, ha perso. Mi sembrava un po' strano. Vabbè, allora è segno che già avevi mangiato altri pezzi. Non è che si è perso, quindi già l'avevi mangiato, quindi gli altri pezzi già stanno nella pancia. No, stamattina ho comprato il salmone, però ho preso la parte quella finale, quella della coda, che quella è senza spine. Quindi mi sono fatto dare i due pezzi questi qua di sotto proprio, quindi diciamo la parte finale della coda del salmone. Lì spine non ce ne stanno proprio, quindi l'ho fatta arrostita. Le carotine l'ho fatte col burro, ma la verità gliel'ho detto pure a Vocatelle, non mi sono piaciute perché sono un po' dolcine. Sa, quelle che lì congelate piccoline, baby, là, ma erano un po' dolci. Vabbè, l'ho mangiata al finale. Oh, Danny, Danny, like you feed on the YouTube lobby you. Tu potevi scegliere un nome più facile, eh? Ho il raffreddore pure io, pure sai. Io non lo tengo un raffreddore, Danny. Ah, grazie, Danny. Quindi sei stata tu a pigliare un... Io se mi mangio l'orata intera non mi sazia. Vabbè, non dico 1,5 kg, però magari mezzo chilo di orata. Togli la testa, e togli quello, e togli la spina. E che rimane al finale? È andata meglio avvocatello, pasta e fagioli. Secondo me sta più saggio di mia voglia. Pasta e fagioli, sai da quanto tempo non me la mangio? Mamma mia bella. Io amavo pasta, fagioli e cozze, proprio che le cose tipo meridionale, proprio terrone terrone, mamma mia bella. Quindi proprio pasta, fasullo e cozze, come diciamo noi. Francesco sta lavorando, grazie, quindi sta salutato a volo, sta al lavoro, quindi sta cucinando. Sì, sì, avvocatello proprio, è come se mi butti il coltellato ogni volta. Pane tostato, pasta e fasulli. Sinceramente mi mangerei un tegame di pasta e fagioli mo in questo momento qua. Belli, i tubetti come diciamo noi qua a sud. Tubetti con pasta e fagioli, mamma mia bella mi. In corona pasta e fagioli, se ne mangiate, io mi ci ho mangiato pesce. Salmone, è specifico perché sennò qua si capisce una cosa per un'altra. Quindi pesce in senso di salmone. Sennò qua gli cingulicci. E che so in corona che è sti cingulicci? Pesce e pesce. Sì, sì, grazie, mi fate pesce e pesce. Mamma mia. Però devo dire la verità, è vero che chi mangia pesce, gli omega 3, tutta sta cosa che vogliono dire i dottori. Cavatelli piccoli, grazie, tutti quanti ti mangiate buona, sfaccimma vostra veramente. Solo io e grazie, facciamo la fame.
E la pasta e fasulli, la signora i cavatielli. E grazie, io e te la pigliamo, come dice Avvocatello, in due culo noi. Da chi 1,5 kg hai pagato 30 euro, quindi sei stato davanti alla pescheria per un'ora e hai pagato 30 euro. Quindi non ti mettere davanti alla pescheria, grazie, vai via. Se ti fermi per un'ora davanti alla pescheria e paghi 30 euro, quindi... Vabbè, ho capito, per un'orata. Però se uno legge per un'ora, ho pagato 30 euro, quindi non ti fermare da sta gioia. Ah, con i fagioli si fanno i cavatelli freschi piccoli, no? Io a Vocatella ho mangiato pasta e fagioli, perciò stavo parlando dei fagioli. Allora, grazie, qui un'orata da 1,5 kg viene più o meno, ti dico io subito, 13 euro. Quindi un'orata da 1,5 kg qui viene a Salerno 13,50 euro più o meno. Oggi pasta e fagiolini. Tutti quanti ti mangiate buono, solo che ci mangiate una chiave, come chi. No, no, qua si può comprare il pesce, grazie. Solo il pesce spada, hai visto? Stava a 23,90 a chilo, però il pesce spada a finale. Il salmone stava a 10,90 al chilo, quindi ho preso tre fettine belle, quindi quasi mezzo chilo, ho pagato 5 euro, che vuoi, oh? Era più o meno 480 grammi, ho pagato 5 euro. Tre belle fettine però, eh? Quindi i prezzi qua sì, sono contenuti, a meno che non vai sul pesce spada sul tonno, allora sì, costa. Però per quanto riguarda gli altri pesci si può comprare. Vabbè, se compri polipi, seppie, vabbè, queste costano, è normale. Però non è neanche periodo, quindi al finale. Pesce spada stamattina era bello, 23,90 a chilo. Però ti dico la verità. Noi, sa come diciamo in coronata qui, noi la chiamiamo acicore maritate, qui la chiamiamo noi. Sì, sì, noi la chiamiamo così, acicorie ammaratati, in senso che ci sta le costine di maiale, sta roba dentro. Anche qua la fanno, sì. Sì, grazie, te hai scritto per un'ora. Per un'ora da 1,5 kg ho pagato 30 euro. Allora ho detto non stare fermo un'ora davanti alla pescheria. È caro. Vabbè, avevamo capito che era un'orata, eh. Troppo assai, grazie. Perché non ti piace incoronare il Natale a te? Come mai sta faccia nera sul Natale? Azza, a Natale ci scassiamo di più a tavola, tutti quanti a casa a mangiare, ci scassiamo. Si mangia un baccalà, un stoccafis, fritte, tutto a base di pesce, poi a Natale si mangia tutto a base di carne, quindi quelle cose proprio che lì proprio il fegato lo prendi, lo togli e dici tu state qua. Eh sì, tu non io. Perché non ti piace? Perché tu non mangi tu. Allora, grazie, ti imparo un'altra cosa. Se non lo sai, vabbè, ma tu dovresti saperlo. L'orata buona, quella buona, deve avere sul naso il giallo, una curva gialla sul naso. Quindi imparati questa cosa, te lo dice un pesciaiuolo, come ci chiamano qua noi a Salerno. Sul naso deve avere questa curva gialla, quindi se c'ha questa curva gialla è buona. Ah, in senso che stai da sola, avvocata e in corona, quindi tutti quanti scappano. Stiamo là allora, ragazzi, qua 23,90, quindi stiamo là a finale, eh. Comunque, ma allora, se tutti quanti scappano, organizzati e vai da qualche parte, in corona e mandala a fanculo, no?
Così quando ti organizzi e te ne vai. Fai una cosa, chiudi la porta di casa e vai a te da avvocatello e ti vai a fare Natale da avvocatello. Così quando scendi in Puglia hai preso 6-7 kg. No, qua a Natale proprio. Vabbè, vuoi stare a casa tu? Vabbè, proprio darsi che viene Silvestre e Stallone, quindi fai Natale bello, Speriamo che questo ci risponda. Ma lo devo tartassare di messaggi per disperazione mi deve rispondere. Come corre chi si coppa l'autostrada? Ma sentite questo come corre sulla Reggio Calabria. E che stiamo? Ma pisti Monza stiamo. Qua certe volte le motociclette corrono proprio da pazzi. Poi leggi i giornali, è successo questo e questo, cioè, e ci credi. E non mi rispondi, ancora no. Io spero che mi risponda. Come mi risponde subito, organizziamo. Allora, grazie, sinceramente io sto facendo la dieta. Ciao Diego, buonasera. Però a Natale non mi ferma nessuno, cioè perlomeno il 24 e il 25 mangio. Poi il 31 e l'1 pure, quindi 4 giorni li devo fare bene, quindi e poi la Befana perché ci sta la lasagna, quindi diciamo sti 5 giorni non posso farne a meno, quindi sti 5 giorni che Dio ci aiuti, quindi sti 5 giorni no. In Coronata l'anno scorso io ho messo pure dei video, pare. Mia cognata Eva ha fatto il pandoro ripieno di panna, cioccolato, un macello proprio. Secondo me solo quel panettone stavano 100.000 calorie, sono sicuro. Ha messo là tutto un barattolo di 1 chilo di Nutella dentro, panna, non si capiva niente. Eva ha fatto non un panettone, proprio ha fatto una bomba atomica. Sì, sì. Quindi se c'è questa curva gialla, l'orata è buona, quindi è italiana. Quindi è questo che l'orata si vede, diciamo. Che è di buona qualità, dico io, quindi... Poi guarda, il fatto dell'allevamento, il fatto di orata di mare, io non ti consiglio di farti dare quelle, diciamo, come si dice, di mare, perché fidati, non ce ne sono. Grazie, fidati, non è vero. No, no, si deve vedere lo stesso, grazie, no, no, si vede, non ti preoccupare, anche se la congeli ci sta, quindi non va via, no, no, perché non è una macchia, capì? È proprio il colore del naso, proprio, quindi ce l'ha sul naso, quindi no. Lo puoi tenere congelato pure un anno, quella macchia quando la scongeli c'è, quindi ne ho congelate tantissime, lo so, quindi se, ci sta, fidati, quindi non dipende se l'hai congelato oppure no. Se l'hai buttato alla testa, allora è un'altra cosa. Sì, sì, stasera dormono tutti quanti, sì, sì. Vabbè, comunque noi stiamo ancora, mi devo tagliare sti capelli che secondo me sembro un pazzo, quindi devo farlo. Sì, sì, secondo me stanno tutti adesso dicono che fa freddo, non si può stare e queste cose qua, quindi ah, in Corona io sto così, ma io te l'ho detto, ieri stavo con la maglietta perché sono sceso giù e quindi stavo con la maglietta, ma di solito se sto a casa sto così. Quindi non era un problema che ieri avevo freddo, no, no.
io sto sempre così, quindi mi potranno vedere con la maglietta qui, ma non qui, in casa, dico, non su YouTube, ma novembre, dicembre forse, ma più dicembre e gennaio, guarda. Adesso qua, diciamo, io sto, diciamo, tra la finestra e fuori, quindi la temperatura è normale. Quindi diciamo che hai tutto veloce veloce direttamente dal posto di lavoro, quindi sta in cucina. Quindi ha fatto un saluto veloce veloce. Secondo me sta cucinando pesce. Ma Francesco fa un gamberone a te e un gamberone a me. Una aragosta a te e una aragosta a me. Poi come si dice, la miglior parte la piglia sempre il cuoco al finale. Beato lui, quindi. Mamma mia. Però ragazzi, sinceramente sta dieta senza carboidrati e toast, oggi è il secondo giorno, mi sembra che la sto facendo da chissà quanti anni. Già a quest'ora lo stomaco reclama. Io non so, grazie, tu come cazzo ti sei abituato, la verità. Cioè, ho mangiato due belle fette di salmone, ma cazzo, ma io ho fame proprio. Bah, proprio mi viene proprio fame. Prima pure non mangiavo eccessivo, non ci pensare. Ecco, cazzo, ancora non ci pensavo. In coronare non è che non ci pensi, è proprio che lo stomaco reclama, capì? Come se, non so, a volte dico, ma fa che ho male allo stomaco o è la fame? Quindi non so, se me sarà la fame sicuro, eh. Quindi ho fatto la gastroscopia da poco, quindi sta tutto a posto, quindi non è lo stomaco, quindi a parte il reflusso, ma il reflusso porta acidità, non mi fa male lo stomaco. Quindi è proprio fame. Quindi non è un problema di stomaco, è proprio che questa è fame vera e propria. Ho mangiato più o meno alle 8, che sono i 9 mesi, i 10, un'ora e mezza fa, ma e già tengo un stomaco che fa dududum, dududum, dududum. Guarda, se di ferro in Corea non ce n'è da anni, e come cazzo fai? Cioè io ho cenato ma tengo fame, capito? Ho tolto solo i carboidrati al finale, capito? Non è che dice non ho mangiato. Quindi è proprio che io tengo fame. Ma forse perché la sera mangiavo il pane, vicino a qualche secondo, forse è pure quello, eh. Mangiavo meno carne, però col pane. Il problema è quello, non ti viene come le diciamo, come devo dire, non diciamo asprenza di stomaco, cioè quel dolore di stomaco che è la fame al finale. Quella è la cosa brutta, proprio che ti senti brontolare lo stomaco, eppure ho mangiato, eh. E beata a te, allora, beata te che non che riesci a sopportarlo. Guarda, io quando sto così non riesco a dormire, sinceramente, proprio non mi viene proprio sonno. Io già dormo poco, poi se ho fame è una parola. Allora ho mangiato 250 grammi di carotine che ho fatto col burro e due fettine di salmone e una mela. Questo ho mangiato. Mo vengo là che in Corea hai fatto la pizza russa che sta là, nessuno, senza la mangi nessuno ma la mangi. Mo qualcuno dice vabbè Giuseppe stai a posto, no, c'ho fame. Ho mangiato alle 3 e stai bene. Io ho mangiato all'una, ho mangiato poco fa e non sto buono. Oggi ho mangiato pollo con le carotine. Sempre 250 perché ho comprato la busta da mezzo chilo. E non la comprerò più perché fanno schifo, non mi sono piaciute, erano dolci, quindi non mi piace la roba salata. Però l'avevo fatta, quindi che fa? Stasera invece del pollo ho fatto salmone che l'ho comprato a Conad. Però cazzo io tengo fame. Poi dico perché grazie a comprare i pasticcini. E c'ho.
Ogni tanto io sto pensando ancora a cuore caldo quello della signora di fronte, mamma mia. Grazie, io sinceramente sto facendo come avete detto voi, il fatto delle 2 uova la mattina con una fetta di, diciamo, di salume, però io ho fame proprio, tengo fame, grazie. Cioè, allora, la mattina dopo la colazione sto bene, quindi arrivo pure. Questa cosa me la fa la sera solo, quindi la sera mi viene fame. Quindi è una cosa che mi viene solo di sera, capì? La mattina sto bene, poi il pomeriggio pure, però la sera non so perché mi viene una fame esagerata. Bah, perché pure ieri sera mi ha fatto la stessa cosa, quindi la mattina dopo la bella colazione non mi viene fame, poi mangio non mi viene fame, la sera dopo colazione e dopo cena mi viene proprio un buco, non una fame, un buco nello stomaco, quindi c'è una voragine più o meno. Ma sinceramente mi siederei una bella caccavella, quindi tegame, i pasti e fasullo, pasta e patane, pasta e pomodoro, che sia. E buonanotte. E va fanculo, va. Ho mangiato 250 grammi di pollo con 250 grammi di carotine, quindi non ho mangiato poco. E proprio io che sono abituato forse ai carboidrati proprio, ero dipendente proprio. Pasta e pane. E beata a te in corona che ti sa presto. Sei fortunato, qua no. Sono mangione, non ci posso fare niente. Però purtroppo tentiamo st'altra dieta, ma la vedo tosta però. Vedremo come va. Oggi la luna non ci sta proprio, non si vede proprio niente. Forse state all'altro lato, boh. Alfonso proprio si è dato per lati tante proprio ragazzi, proprio è scomparso proprio dalla. E come mai in Corona tu non mangi la sera, dovresti essere, non dico snella, ma più che normale. Avvocatella non sta, boh, che ne so. Avvocatella persi. Qua. Vabbè, si vede che ha mangiato pasta e fagioli, mo sta bella piena piena, quindi sta rilassata perché sta bella tranquilla. E allora sta bella nella pace dei sensi, come dico io, no? Quindi pure io quando faccio quella bella mangiata stai proprio soddisfatta e dici sto buono. Secondo me sarà per questo avvocatella sta proprio. E quando mi addormo? Qua, che fai? Spiega. Non ce la posso fare. Sta in silenzio stampa la signora avvocatella? No. Oggi niente pannocchie, niente insalatine, niente pannocchie, niente carote, niente, come si chiamano là? Cetrioli, zucchine, ho trovato zucchine. Quindi oggi stai a festa di. E vabbè, in corona e ci credo che hai perso 15 kg. Visto il lavoro che fai tu? Ciao Eufrasia, buonasera. Il lavoro che fai tu è pazzesco al finale, non è un lavoro, dai.
è proprio un macello a te è super lavoro, quindi è normale pure perdere tutti sti chili, le ore che fai, tutto quello che fai là dentro. Poi specialmente in quest'estate che ha fatto sto calore, ti immagini là ti ricordi che dicevi che stavi sciogliendo? La voglia di perdere chili così, stai sempre in movimento. Mi meraviglio che non sei magra perché non mangi la sera, poi lavori come, come che per regola dovresti essere snella, diciamo. È vero, dici, ma io mangio alle 3, va buono, però poi non mangi più. La mattina ti mangi un cazzo di panino che ti mangi a finale. Cioè la sera non mangi, pure tu. Eh, pure tu ti sei rotta il pip pip. E allora sta senza pensiero. Grazie, ma tu come fai? Non ho capito, a non tenere fame. Signora Grazia. Vabbè, no, in Corona hai capito il lavoro che fai o no? Quello non è un lavoro, no, no, quello è un massacro che è diverso. Quindi lì per forza, guarda pure io quando sto in fiera perdo tanti chili perché sto a caricare, scaricare, caricare, scaricare. Quando tornavo qui, come quante deve dimagrire, quante pezze, come fatte, è così, è già faticate. La gente mi domandava, Giuseppe, ma come hai fatto? Come ci hai fatto? A furia di lavorare. Quindi questo era, quando stavo in Finlandia lavoravamo, abbiamo lavorato per 6 mesi. Immagina 6 mesi, carica, scarica, carica, scarica, parte l'altra città, pigli il camion, vai, scarica. Sì, sì, Alfonso al finale ci ha dato notizie, quindi Alfonso, come dice Francesco, tiene ancora un do zucchero, quindi sta lavorando, lavorando, sta lavorando. Siete da pazza gioia. È innamorato, diciamo che è innamorato, ma che è meglio. Quindi mo trasloco, amore e fantasia, pane e fantasia, quindi non ha tempo ragazzi, questo è. Poi sta anche in Val di Susa, come si dice, quindi penso che, non dico che già avrà terminato, ma secondo me sarà sulla giusta strada, quindi secondo me aveva già iniziato a fare lo sfratto, quindi quando ci vuole? 2 o 3 giorni, va? Poi mentre non fai l'attacco di acqua, luce, gas e tutto il resto, voglio andare via di qua, mi sento soffocare. Pure io, tutto quanto vanno fuori. Tu lavate si usa. Ah, tu c'hai 2 figlie, le 2 gemelle, poi c'è il ragazzo, quindi diciamo che stai in famiglia, dove vai? A dove vai? Quelli vengono dove vai, vai, quello se te ne vai vengono appresso a te. Dice, mamma, dove sta? Avvocatella va in, non in Val di Susa, va in Corona, lontano nel mondo. Prima abbiamo detto che volevi venire in Val di Susa, affittiamo la casa. Adesso non vuoi andare più tu in Val di Susa e tu devi fare pace. Tu prima hai detto Giuseppe andiamo io tu e Avvocatella prendiamo casa in Val di Susa, poi tu e la Val di Susa. Tu ti devi mettere d'accordo. Alleviamo le pecore, come dice Avvocatello. Una pecora, 2 pecore, 3 pecore, 4 pecore, 5 pecore. E vabbè, dove si ognuno dove può si ferma poi. Basta che me ne va cacca. Tanto che non ti piace la Puglia, tu sei pugliese, in Coronai, ah.
Non ho mai sentito una pugliese in vacca, sempre gentile. Grazie, ma io non ce l'ho la gastrite. Allora a me che cos'è sta fame che c'ho la sera a finale? Cioè sta... Forse è l'ernia iatale, boh, ma che ne so. Che pure io ho mangiato la sera. Ieri sera ho mangiato, ieri stasera ho mangiato, ma sta cazzo di fame, allora di che cazzo è? O è l'ernia iatale come si dice, oppure che cazzo ne so. Guarda, sinceramente, avvocato, una brutta idea non sarebbe, guarda. Ma incoronata, per non sapere i fatti tuoi, perché lo sai, ma in che paese della Puglia vivi proprio tu? Non mi dire proprio la via, però più o meno il paese, la città più o meno, che parte della Puglia, cioè la Puglia è grande, ma può darsi pure che tu stai veramente in un paese di merda, che tu mi dici, è un posto di merda, cioè a meno che stai proprio in un paese, allora sì. Ortanova, provincia di Foggia. Allora sì, hai ragione, ci sono passato di là, non mi piace neanche a me. Quindi a Ortanova ci sono passato col camion, la verità. Non mi piace, ti dico la verità. Quindi stai in provincia di Foggia, Ortanova, sì, sì. Ho capito più o meno da che parte stai. Pensavo che stavi più nei centri più abitati della Puglia. Mi ha dato bene chi te vuole. Grazie, incoronata. No, lo so perché ci sono passato col camion. Quindi perciò ti so dire che Ortanova non mi piaceva proprio. Perlomeno il tratto che ho fatto, ho detto dove cazzo siamo. Mi ricordo ancora che ho detto proprio stavo con una collega di Torino e ho detto ma dove cazzo stiamo a Cagiretto? E ho detto e che ne so, ci domani a me. Avevo il navigatore poi nel camion, comunque non mi piaceva sinceramente, quindi secondo me ha ragione. 28.000, sì, sì, 28.000 persone, ho capito, in Corona. Dove sta la Madonna di Alto Mare? Non lo so io, questo è più cosa di avvocatella. 28.000 persone, so poco a finale. Però io pensavo che abitavi più nei centri della Puglia, quelli lì belli, quindi perciò ho detto la Puglia è bella. E cioè, io pensavo che stavi bene. Un paese di fame e zoccole. E vabbè, ma quelle stanno dappertutto, in Corona, non è un problema del tuo paese, eh. Stanno qua, stanno da te, da tutte le parti, quindi non è un problema del paese. No, ci sono alcune parti della Puglia che non mi piacciono, nel senso che sono paesini che stanno lontano, per esempio, tipo Carmagnola che stava molto lontana dal centro e non mi piaceva in effetti, quindi come dici tu ci stavano quattro gatti, cioè neanche la sera vedevo qualcuno giù che qualche volta che stavo di festa scendevo giù per vedere, non ci stava nessuno proprio, zero, proprio ho detto ma qua ci abitano la gente o no? Eppure era un piccolo paese della provincia di Torino, ma mamma mia bella, aiutaci tu. Invece quando andavo a Torino era proprio un'altra storia proprio, quindi quando stavo a Collegno, più vicino al centro, era un'altra storia proprio. Io non so come certe volte si fa ad abitare in paesi, o sono abituato io alla città, in piazza da almeno 15 anni. Ma guarda, ti dico la verità, già Avellino, no? Io in provincia di Avellino ci sta Monteforte, prima andavamo a trovare il papà e il suocero di mio fratello Camillo quando era vivo, no? È un paesino di quattro anime, quindi ti veniva la depressione proprio solo ad andarci.
Andavi lì, nessuno per strada, tutto verde. È vero, stavi immerso nella natura, tutto quello che vogliamo dire, però dicevo, ma dove cazzo sto Heidi? Quindi ti veniva proprio la depressione. Io certe volte pensavo, ma se uno qua si sente male, no? Ma dove cazzo va? Quindi questo è il problema. Io a volte dico quando si sta nei paesini, no? Come cazzo se uno nella notte non si sente bene, come ci arriva in ospedale? Che ne so, ti faccio un esempio, se io mi sentissi male nella notte, l'ospedale è qui, quello là buono, sta a 3-4 minuti. Quindi diciamo che avrei il tempo di salvarmi. Ma io a volte ho visto paesi proprio come Carmagnola, che se ti viene un colpo lì muori. Quindi mentre non arrivava a Torino, buonanotte. Quindi a volte c'è solo in Val di Susa mi piacerebbe stare, la verità, in Val d'Aosta mi piacerebbe perché sono bei luoghi. Però dovresti stare impegnato, quindi come ha detto Avvocatella, che ne so, fai un allevamento pecore, mucche, galline, conigli, un po' di allevamento generale, quindi perdi il tempo, quindi passi la giornata lavorando, quindi facendo queste cose qua. Quindi in questo modo, come vuole fare Alfonso, la vedo bene perché comunque tutta la giornata stai impegnato, tranquillo, poi lontano da tutto e da tutti, quindi bello tranquillo. Questo qua sì, il patrono è Sant'Antonio. Allora, Salerno San Matteo, Napoli San Gennaro. Adesso 19 era settembre era San Gennaro, 21 San Matteo, quindi le feste qui sono uno dopo l'altro. Però al finale ho fatto la miglior cosa, guarda. No, io la verità in Corona vorrei andare lì, come si chiama? A Pietralcina. Ho detto che vorrei andare a Pietralcina, poi ho detto passo da Incoronata, deve stare da quelle parti, quindi vorrei andare a Pietralcina, da Padre Pio. Ma quanto dista più o meno da casa tua, Pietralcina, in Corona? Volevo andare a Pietralcina a vedere, diciamo, il santo della cosa di Padre Pio. Ho detto poi se mai passo per un caffè dalla signora incoronata. La vella a piedi l'ultimo sabato di aprile. Ah no, più o meno, più o meno dove stai tu più o meno. Lo distano per sfizio. Dopo su Google Maps devo vedere proprio. Perché so che Pietrarcina è in provincia di Foggia, quindi è di lì. Ciao avvocate, buona serata e buonanotte semmai. Sì, sì, San Giovanni Rotondo sul Guagano, una cinquantina di chilometri. Ah, ok. Quindi più o meno una cinquantina di chilometri da te. Perché ho visto che ho Benevento qui vicino, però poi è andato a San Giovanni Rotondo, quindi ecco perché. Però giustamente volevo andare a San Giovanni Rotondo, non a Benevento qui vicino a me. Ho detto qualche volta devo andare, poi al finale non vado mai. Vedo la madama che sta camminando. E in effetti lo avevo già visto dai vetri.
quindi la madama stava nascosta dietro al palazzo, si era fermata e poi è ripartita. Quindi diciamo che da qua si vede perfettamente, la riflettevo da dietro ai vetri della casa, quindi si vedeva dai vetri qui. Ecco qua, vedi? Quindi già si vedeva da qua la madama. Inconfondibile. La vediamo a 3 km noi. Mo già sto pensando domani che cazzo mi mangio, non lo so sinceramente, quindi speriamo che ci arriva domani con sta fame che tengo. Non credo tanto, secondo me stanotte proprio vedi fantasmi, vedo come ieri proprio. La nuvola stavolta, i due la festa delle pure, ma tre la Madonna della lettera. In Corona sinceramente davvero non so che cazzo mangiare. Io poi penso già domani che ci mangiamo. No, stasera è bello, ma che sta qui. Sì, sì, Benevento è vicino a Salerno, Eufrasia, dove è nato Padre Pio, eh. Invece dove ha vissuto è San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Quindi diciamo che uno se vorrebbe dovrebbe andare a Benevento. Sì, sì, è Campania, è vicino Salerno proprio comunque. Saranno ottantina di chilometri da Salerno città. È vicino comunque, sono un paio d'ore da qua, ma neanche pure, un'ora e mezza, va. Invece San Giovanni Rotondo dove ha vissuto Padre Pio e dove sta incoronato. Però se uno deve andare a San Giovanni Rotondo. Poi se vuole andare poi va a vedere la casa dove è nato Padre Pio, anche se in realtà è meglio andare a San Giovanni Rotondo perché ha vissuto là. Sì, sì, Foggia, sì. Ci sono stato un sacco di volte in Puglia, quindi... Poi la Puglia è grande, poi dipende da che parte della Puglia stai. Poi in Puglia, come si dice, ogni città che vai hanno una parlata diversa. Sì, si vedono tutte le luci in effetti, sì, in Coronò. È tutto bello illuminato. Qui pure il cimitero, guarda qua, va. È tutto bello illuminato al finale. Si vede bello tutto poi illuminato. Vabbè, la serata è proprio, guarda, non ci sta mezza nuvola, va. Dove mi giro giro, niente. Perfetto proprio. Vabbè, dai, vi saluto a tutti, anzi a tutte, la maggior parte sono donne, quindi ci sentiamo domani, quindi buonanotte a tutti. Parli di San Giovanni quando sei vedono luci da quando, di qua quando è sereno. Ah, io pensavo qui in Corona, ho detto forse perché notte a tutti, ci sentiamo domani. Mo vado a vedere se trovo qualche bel film da guardare. Ho controllato, grazie a Greenland lo stanno dando come trailer, quindi io tanto per cambiare domani mangerò pesce, quindi non cambia a finale. Quindi rimani fissa sul pesce tu. Ho capito che è una passione, però mangio un po' di carne ogni tanto. Non ce la posso fare. Vabbè, dai, buonanotte a tutti. Ci sentiamo. Speriamo che domani ci sta pure Francesco, Alfonso, quindi buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani notte.